Nico. Buonasera amici a casa, un grande frastuono, eccoci con Coach Piras, io sono griffato di Gorizia, emozione unica, ma veniamo subito al match. Quest'oggi gara 1 contro l'Olimpia Cagliari, squadra giovane, ben allenata, come la stai preparando Coach, come sei mentalmente? Sicuramente è carico e teso, ma alla fine si allena e si gioca per queste partite. Arrivano maglie, intanto le facciamo vedere, un omaggio al coach. Grazie. Gentilissimo. Dicevo, alla fine si gioca per queste partite per vivere queste emozioni. Sicuramente l'apporto mentale nei 40 minuti sarà fondamentale, perché ragazzi ho detto in partite così non può sempre andare bene, ci sono anche momenti no e bisogna essere bravi e vince chi è bravo a rispondere bene in questi momenti, a tenere duro e a rimanere compatto. Grazie Gabri, poche parole perché devi andare, stiamo per iniziare. Grazie Gabri, buona partita. Ci raggiunge anche coach Roberto Zucca, buonasera coach, gara 1 che sta per iniziare, come ho chiesto a coach Piras, da una parte una squadra giovane, dall'altra una squadra esperta, come la stai preparando, come la stai vivendo? Noi la stiamo vivendo molto tranquillamente, siamo molto eccitati a giocare questa finale qua. Sicuramente dovremo avere un approccio ottimo perché siamo molto meno esperti della squadra avversaria. La difficoltà forse sarà i primi minuti, una volta entrati in ritmo e nel clima di questa finale penso che sarà tutto più semplice. Grazie mille Roby, buona partita, ti lasciamo andare. Amici a casa, amici a casa abbiamo una chicca, tutto in diretta, come piace a noi, Capitan Siro Braidot, che abbiamo tanto odiato sportivamente, ma tanto amato poi dopo, che è bello essere qua e grazie di cuore. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Per quanto mi riguarda personalmente, il capitolo che abbiamo condiviso è stato uno dei più felici della mia carriera, vostro malgrado, però siamo qua, abbiamo condiviso un capitolo stupendo e siamo qua a ringraziarvi per averlo condiviso con voi e siamo qua questa volta dalla vostra parte. Esatto, è il bello dello sport anche questo, la passione che ci accomuna. Tu quest'anno hai deciso di appendere le scarpe al chiodo, che carriera unica, e da un capitano all'altro, eccoli qua, da una squadra a un'altra squadra, veramente due campioni unici. Cosa ci vuoi dire, caro Schina? Vieni, c'è spazio per tutti. Ragazzi, voi incarnate lo spirito dello sport, lo spirito della salute, della felicità. Io ho solo 3 parole, 2, siete fantastici. Come voi, assolutamente. Questa cosa è ricambiata, ricordiamolo agli amici a casa, da Gorizia sono venuti qui in Sardegna non solo per il sole, anche per vivere il fuoco di questi parquet. Soprattutto per questo. Noi siamo venuti per questo, non per altro, per questo. Un po' di mare però anche, no? Ma senza esagerare. Sì. Dovevamo essere pronti per la partita, non potevamo fare troppo sotto. C'è una sorpresa per i ragazzi, magari lo faremo direttamente a fine partita perché manca poco. Ragazzi, grazie di cuore veramente, a nome della Pallacanestro Sendori e anche a nome mio, perché ci conosciamo e veramente grazie perché rendete questo sport unico. Grazie a voi ragazzi, grazie di tutto. Ci vediamo presto, buona partita, anzi arriva subito, eccolo qua, con la nostra delegazione. Con Ti voglio bene in sottofondo. Ecco qua il primo. Hanno solo 4 mani, è difficile, servono rinforzi. Eccoli qua, che immagine bellissima amici a casa.
solo applausi, solo applausi. Eccoli qua che arrivano. Bellissimo, un momento davvero unico, con tutto il pubblico che applaude. Capitan Siro Braidot, Matteo Schina, tutti quanti, ex giocatori. Grazie ragazzi, grazie ancora. E adesso lasciamo parlare in campo, ci vediamo subito in diretta. Sen, morì. Sen, morì. Sen, morì.
Che prepartita, amici, che spettacolo con i tifosi di Gorizia che hanno omaggiato al meglio questa giornata. Ma parliamo e facciamo parlare il campo. Iniziata gara 1 con subito il canestro di Serra, 2-0 Olimpia Cagliari, che scende in campo con Di Ciaula, maglia numero 10, Simone Pili con la maglia numero 80, Roberto Di Lia, maglia numero 50, chiude il quintetto proprio Mauro Serra, numero 15, e Luca Tocco, maglia numero 6. Per i Tauri, Pisano con la maglia numero 21, Enrico Merella, maglia numero 16, Ubalek, maglia numero 40, Matteo Cabras con la maglia numero 13, a chiudere il quintetto Federico Tola, maglia numero 17, palla persa contropiede, 4-0 Di Ciaula. Questo è un fenomeno, non lo so. Federico Tola orchestra l'azione per i Tauri, si muove Ubalek che riceve. Davvero una bellissima atmosfera, chiuso da 2 maglie rosso-blu, fallo di Luca Tocco. Davvero un pacchetto guardie eccezionale quello dell'Olimpia Cagliari, con Luca Tocco e Roberto Di Lia abilissimi nell'1 contro 1, ma anche un gran tiro da 3 punti. Ricordiamo Roberto Di Lia e Simone Pili quasi sempre tra i 12 in Serie B hanno disputato quarto di finale, accedendo in semifinale con l'Esperia in Serie B interregionale. Non trovano la via del ferro i Tauri. Pili sino in fondo, 2 punti che arrivano. Ovviamente ha toccato prima il tabellone, dimostra di essere in gran forma l'Olimpia Cagliari, che ha riposato anche, ha riposato di più rispetto all'Enoviu Sennori, anche se ha giocato 3 partite nel primo turno. Delia a mettere pressione ad Alessandro Pisano, si apre, riceve Merella dietro le gambe, palleggiarista di tiro, gran giocata, canestro da capitano, primi 2 per il numero 12 e primi 2 anche per i Tauri. Tocco, blocco finto, è uno screen quello di Pili, che poi si apre e riceve, va sino in fondo. Che partenza del numero 80, gran bel giocatore, dimostra di avere un bagaglio tecnico davvero notevole Merella. Dall'altra parte piedi a posto, 4 in fila, doppiata la Enoviu Senior in questo avvio. Cerca avventure nel pitturato di Lia, ma questa volta sbaglia e quindi Tola, serve Cabras che va sino in fondo con l'aiuto di Ferre Tabellone. Seniori almeno 2. Siamo già dall'altra, se ne sono andati 3 minuti. Pick and roll centrale con Delia che vuole attaccare, perde l'equilibrio, Ubalek gli ruba il pallone, possibile 3 contro 1, la sbatte al tabellone Merella. Cosa abbiamo appena visto? Che giocata, è Ubalek che si fa assolutamente gasare dal pubblico di Gorizia. Non serve commento per quello che abbiamo appena visto. 8 pari, Pili tripla sbagliata, il rimbalzo è di Federico Tola. Ubalek galvanizzato dall'azione precedente. Pisano va sotto da Cabras, sbaglia questa volta da vicino. Poi Merella. Alla prima pausa utile facciamo anche un po' di ordine riguardante l'assenza di questa sfida. Tocco dall'angolo, 11-9. 11-8 ovviamente, più 3 per l'Olimpia. Ubalek, finta, partenza, c'è un contatto non fischiato, il tocco di piede rimane da questa parte. Ricordiamo Enoviu Senior che quest'oggi è orfana di Andrea Cordedda. Purtroppo il nostro numero 3 a casa con l'influenza, lo salutiamo tantissimo, gli auguriamo pronta guarigione e come dice il nostro amico Lucio Usai, non c'è bisogno di commento. Personalmente mi sono trovato anche impreparato, non sono riuscito a commentare l'azione spettacolare che hanno combinato Merella e Ubalek con il capitano che
ha sbattuto la palla al tabellone e Ubalek ha schiacciato in testa al giocatore dell'Olimpia Cagliari. Continua sulla falsariga precedente, canestro direttamente dalla rimessa, mancava da un po' questo tipo di realizzazione di Ubalek in questi playoff. 10-11, Pili si arresta, sbaglia il tiro, si combatte a rimbalzo, tocco nuovamente, Pili ha un'altra possibilità, questa la prende, la sbaglia nuovamente Ubalek, già la seconda volta per terra, combatte come un leone. Tola, Merella e Pisano, che avvio qui a Sorso, davvero una partita pazzesca, squadre che stanno regalando un gran bello spettacolo, come anche il pubblico. Ricordiamo 17 tifosi della Dinamo Gorizia che sono giunti in quel di Sorso per supportare Sennori. Merella, sesto punto, gran canestro e primo vantaggio senorese. Alla prima pausa utile Papura manderà il replay della schiacciata di Ubalek. Errore da vicino. Ancora Merella, palla in mano, vuole sfruttare Cabras, mismatch contro Luca Tocco. Cabras si svita, alza la parabola. Matteo Cabras, quarto punto della sua partita. 4 minuti e mezzo da giocare, pochi fischi e tante giocate di talento. Eccone un'altra che tenta Tocco, sbaglia, Serra rimbalzo, 2 punti del numero 15 che va a esultare per il nuovo -1. Merella, palleggio destro e tiro, Merella, quanto la sta sentendo questa partita, che giocatore il numero 12, 16-13 per Sennori. Luca Tocco aspetta il blocco di Pili che poi vorrebbe ribloccare ma è costretto ad aprirsi, consegnato con Delia. Nuovamente Tocco, ultimi 5 dell'azione, si deve prendere un tiro impossibile, non prende neanche il ferro. Roberto Zucca si gira verso la sua panchina, probabile che chiamerà time out, la prima interruzione, vediamo un po'. Infatti letto immediatamente il linguaggio del corpo del coach che chiama time out. La Sen Muri. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da casa e io saluto i miei genitori che ci seguono da Twitch. Quest'oggi davvero caldo, atmosfera elettrizzante e già primi cambi. Ringraziamo Ricabest90, il nickname, per aver sottoscritto un abbonamento con Prime, grazie mille. Primi cambi nel mentre con Jacopo Corsi, maglia numero 20, uno dei migliori sesti uomini di questo campionato insieme ad Alessandro Verli. Penetrazione di Di Ciaula, è entrato anche con la maglia numero 14 Stefano Chessa, calpesta la linea di Ciaula e primo cambio anche per Sennori, esce Pisano non al meglio, entra Puggioni, anche lui non al meglio. Ricordiamo i Tauri hanno Paolo Marreun disponibile, come già detto, Cordedda ai box per un sintomo febbrile e anche Matteo Cabras che ha subito un problemino nell'ultima gara, ma ovviamente i giocatori non vogliono mollare. Ubalek da 3 per azzannare questo primo quarto, sbaglia Tola, legge la traiettoria e recupera il pallone, finta di andare verso il centro, poi cambia lato con l'aiuto del tabellone Federico Tola, primi 2 anche per lui. Massimo vantaggio Sennori sul +5, 18-13.
Jacopo Corsi a gestire il primo possesso, marcatura speciale in questo caso Cabras sulle sue tracce con il numero 20 che è abilissimo nell'1 contro 1, lo dimostra subito il numero 20, figlio d'arte, padre allenatore, e sicuramente gli avrà insegnato più di un segreto del mestiere. Merella rischia di perdere il pallone, lo riconquista Senuri che però ha soltanto 10 secondi per concludere. Attenzione a Merella, palla in mano, può inventare in qualsiasi momento. 5 secondi, 4 secondi da lontanissimo, corto sul primo ferro di Elia, per un attimo guarda Corsi, decide di rallentare. Elia vuole ancora sfidare Pugioni, questa volta arriva al fallo, bella sfida fra il numero 50 e il numero 5. Esce Cabras, entra Spano, ottimo questo cambio da parte di coach Piras che riconosce il mismatch sfavorevole al numero 13 e manda sulle tracce di Corsi, Federico Spano. In campo anche Simone Piras, quindi rotazioni allungate vista anche l'intensità di questa sfida. Tocco dietro schiena, vuole attaccare, scarico, extra pass, Corsi da 3 punti, non esce pulito il tiro dalle mani, infatti si stampa sul primo ferro ma rimbalzo offensivo catturato da Tocco. Importante garantirsi più possessi degli avversari e i rimbalzi offensivi saranno la chiave. Mauro Serra mostra i muscoli, e realizza il 6° punto della sua partita. Grande giocata nel pitturato a sfidare un cliente tutt'altro che semplice come Giri Ubalek. Combatte a rimbalzo, arriva il possesso controllato da Pugioni, scorribanda al numero 5, si arresta, grande giocata, non arriva il canestro. Dall'altra parte Chessa vede Tocco a rimorchio che gli restituisce il pallone, fuori per Serra, di mancina, secondo ferro, tocca a Chessa a rimbalzo ma controlla Simone Piras. Ultimi 80 secondi di primo quarto. Piras per Ubalek, isolato contro Serra, vuole attaccare, si alza da 3 punti, Giri Ubalek, tripla, più 3 Senuri, un possesso pieno tra le squadre. Che avvio del duo Merella-Ubalek quest'oggi. Corsi vuole attaccare, rallenta il passo, gran giocata, sbaglia, Serra rimbalzo, ancora lui, 8° punto, un fattore il numero 15 in questo primo quarto. Pugioni sfrutta il blocco di Ubalek che poi si apre, Spano vuole attaccare, chiude il palleggio, va da Simone Piras che ha un angolo di penetrazione, una linea di penetrazione, fallo subito. Buon esordio nel match per il numero 24, nativo di Sorso. Come vedete dall'inquadratura sopra il nostro canestro, io ne approfitto per salutare Papura qui a fianco a me e anche Nicola Bianchi che si occupa delle immagini. Zero su 2 per Simone Piras e Pili ne può approfittare già dall'altra, lascia lì il pallone per il suo compagno Jacopo Corsi. 20-21, torna col naso avanti l'Olimpia, ma tanti cambi di leadership in questa partita e saremo curiosi di vedere poi su FIPStats quella statistica che tanto abbiamo curiosato durante l'anno, ovvero i cambi
di leadership in questo momento, soltanto uno a testa, ma ce ne saranno tanti, presumiamo. E come detto, quest'oggi la tifoseria è gemellata, ma avremo modo di parlarne. L'arbitro blocca il tempo, c'è bisogno di parlare con il tavolo in questa situazione. Ubalek palla in mano, ultimi 4 secondi del primo quarto. Tola si deve prendere la tripla, sbaglia, Spano a rimbalzo e poi Ubalek allo scadere, canestro buono, non poteva chiedere di meglio la Novus Senior in questa situazione. 22 per i Tauri, 21 per l'Olimpia Cagliari. Che partenza davvero, gara 1 scoppiettante con l'ottima avvio dell'Olimpia Cagliari, poi Senior si è ripresa e il pubblico che si fa sentire, salta, e come detto gemellata con la Dinamo Gorizia quest'oggi. 17 tifosi di Gorizia che hanno deciso di venire qui a Sorso, mentre vediamo il replay del canestro di Jiri Ubalek, che è veramente qualcosa di incredibile, una schiacciata a 42 anni. Ecco qua, Merella sbatte al tabellone e Ubalek schiaccia in testa a Mauro Serra, se non sbaglio, ma al di là di quello, grande giocata, come direbbero in America. Serra finisce nel poster di Ubalek, no? Si dice così in gergo, ma al di là di questo, squadre che stanno regalando un gran bello spettacolo. Olimpia Cagliari che sta dimostrando di essere una squadra molto ben allenata, preparata a questi palcoscenici. Per dovere di cronaca non abbiamo citato gli arbitri, quindi li ricordiamo. Primo arbitro il signor Alberto Puzzulu di Quartu, e secondo il signor Riccardo Solinas di Sestu. Iniziato il secondo quarto di gioco. Puggioni, Ubalek, Verlik, entrato in campo Pisano e Spano per Seniori, Pili, Chessa, Delia, Terrosu e Corsi per l'Olimpia Cagliari. Ubalek controlla un altro rimbalzo, poi si lotta, arriva al fallo in questo caso di Chessa. Quindi esordio con la maglia numero 81 per Alessandro Terrosu da una parte ed esordio con la maglia numero 14 per Alessandro Verlik dall'altra. Tiro realizzato da Alessandro Pisano che si iscrive a referto col marchio di fabbrica. Pareggio di tiro 24-21. Nuovamente un possesso pieno tra le squadre. Nuovamente possesso per Corsi che si isola contro Spano che sta molto bene con lui. Ottima difesa di Spano. È gran lettura questa di coach Pilas che manda in campo il numero 7 proprio sulle tracce di Jacopo Corsi. Spano dall'altra, penetra e scarica. Ubalek consegnato col numero 7 che deve ricreare le spaziature, lo fa molto bene e quindi Ubalek attacca. Pili commette fallo, se ne accusa immediatamente e vorrei anche sottolineare la sportività delle due squadre, come suggerisce il nostro Riccardo Corrias. Replay della schiacciata di Giri da mettere come
riquadrino in basso, stile MotoGP. Quando c'è la pubblicità in MotoGP la gara è in basso e noi magari potremo riproporlo, ma giustamente adesso rimaniamo concentrati sul match. Un secondo quarto che è iniziato davvero alla grande. Verlik da 3, Alessandro Verlik, tripla importante. Le due possessi adesso pieni tra le squadre, massimo vantaggio per Seniori, è entrato col piglio giusto, è assolutamente in partita dall'altra parte Jacopo Corsi, quarto punto, penetrazione dinamica, il suo marchio di fabbrica. Nuovamente Verlik, un giocatore di striscia se ce n'è uno, pazzesco il numero 14, 5 punti in fila. E ve l'avevo detto, Jacopo Corsi da una parte, Alessandro Verlik dall'altra, sono i due migliori sesti uomini di questo campionato e lo stanno dimostrando. E questo sport ovviamente non discrimina chi entra dalla panchina, ma anzi valorizza questo sport. Nuovamente Ale, palla in mano, attacca, vuole andare fino in fondo, fallo subito, come legge la difesa lui in pochi. 29-23. Va a prendersi qualche secondo di riposo Jiryu Balek, che davvero ha iniziato con le marce elevatissime. Quella schiacciata l'ha galvanizzato e poi è andato a ringraziare con il suo gergo i tifosi di Gorizia dicendo thank you guys. Puggioni, tripla dall'angolo, urlo di Stefano, time out coach Zucca. Quanto è importante la spinta del pubblico, e questo 32-23 è davvero un riassunto anche di quello che hanno messo in campo i senoresi quest'anno, ma soprattutto di quello che abbiamo vissuto l'anno scorso, perché in questo momento io ho addosso la maglia di Gorizia e come appena inquadrato il nostro Nicola Bianchi, tifoseria nero-verde quest'oggi, e la spinta dei tifosi di Gorizia aumenta ancora di più il nostro tifo, anche perché non vogliatemene amici a casa e amici senoresi, ma forse avere dei tifosi anche così organizzati che tifano da anni, perché Gorizia è una realtà che è stabile veramente da tanto tempo, ha militato anche in Serie A2, serve anche un po' a, non saprei che termine usare in questo caso, a istruire i nostri tifosi che sono fantastici, ma quest'oggi stanno diventando veramente elettrici, perché i goriziani o gli isontini, per chi vive nelle zone limitrofe, sanno veramente cosa significa tifare con il cuore e con la passione, come lo sanno i senoresi. Ma loro ovviamente hanno tanti cori nel loro repertorio e quest'oggi li stanno sfoggiando tutti. Si riprende con la partita, vediamo come uscirà dal time out la squadra allenata da coach Zucca. 9 punti tra le squadre, sono diventati 3 i possessi pieni, difese che stanno diventando sempre più granitiche. Pili, ricezione difficoltosa, in qualche modo si rifugia su Jacopo Corsi, 3 secondi alla fine dell'azione, Jacopo Corsi guadagna il fallo, il numero 20 può creare situazioni pericolose da un momento all'altro, davvero unico nel suo genere. Giocatore giovane ma consapevole dei suoi mezzi. Torna in campo Luca Tocco, classica staffetta tra i due playmaker titolari, specialmente nel secondo quarto, con coach Zucca che solitamente alza il quintetto mandando in campo proprio Corsi, che è una guardia molto alta e anche Terrosu, e poi fa riposare Delia rimandando in campo proprio Luca Tocco. Non è ancora entrato in campo Palazzi, neanche Kossu, ma li vedremo in campo
come anche Alessandro Scanu, numero 69. Vedremo se coach Zucca utilizzerà tutte le risorse a sua disposizione. Segno di che ha già mandato tutti i giocatori in campo, eccezione fatta per i due under Fiesoli e Cabras, e Marreu che è in panchina ma non è della partita. 32-25, 7 minuti da giocare nel corso di questo secondo quarto. Puggioni attacca verso il fondo, grande palla per Verri che si protegge con ferro e tabellone, questa volta la conclusione non viene accolta. Corsi immediatamente per tocco, vuole ribaltare il lato ma poi ci pensa Corsi, alza la parabola, corsa corta questa volta, ci pensa Serra, sbaglia, Verlic ci mette una pezza, finalizza il recupero. Pisano da 3, primo ferro, Verlic ci mette la mano, Alessandro Verlic, diabolico in questa situazione. Assolutamente in crescita Alessandro Verlic in questi playoff, e quest'oggi sta disputando una partita importantissima fino a questo momento. Esce Puggioni, entra Ubalek, si alza il quintetto. Il coach Piras che va subito a dare il 5 al suo atleta, assolutamente scaltro in questa situazione il 14 che ha nuovamente la palla in mano. Si muove Cabras per liberare spazio, ultimi un secondo alla fine. Verlic non va lontanissimo dal bersaglio grosso, non si era accorto dello scadere dei 24. Salutiamo gli amici di Arzachena Basket, ne approfitto per salutare ovviamente, visto che ho citato Alessandro Verlic, tutti gli amici di Castelnuovo, tutti gli amici di Vigevano, e un saluto particolare ovviamente come sempre a Massimo Verlic. Pili attacca, si svita, Pili, gran giocata, l'ultimo tocco è di Serra. Tola, difesa a zona dell'Olimpia Cagliari, Ubalek da 3, Ubalek da 3, è la sua partita, che inizio scoppiettante. 35-25 più 10, toccato il massimo vantaggio assoluto in questa sfida, doppia cifra tra le squadre, ed è già, se non sbaglio, la seconda tripla di Giri Ubalek. Controlliamo, abbiamo le statistiche a disposizione che vi forniremo a breve. Dovrebbe essere la seconda tripla d'efferto per Giri Ubalek. Siamo a metà di questo secondo quarto. Tola utilizza molto bene il corpo e anche la tabella. Si stanno superando i giocatori in campo. 37-25. Considerata da 2 la conclusione non precedente ma la prima mandata a bersaglio da Ubalek, quindi soltanto una tripla a bersaglio per lui quest'oggi. Fallo nel mentre, ed eccole qua le statistiche che arrivano in grafica, amici a casa. Fino a questo momento, come vedete, Ubalek in doppia cifra con 11, 4 per Matteo Cabras, 5 per Verlic, 2 a testa per Pisano e Tola e 8 per Merella, 3 anche per Puggioni. Situazione falli. Vi aggiorniamo per la situazione falli. In questo momento nessuno ha 2 falli. Per l'Olimpia Cagliari. Non abbiamo a disposizione le statistiche personali, purtroppo. Ci baseremo sul tavolo, nel mentre tocco da 3, primo ferro, si combatte a rimbalzo. Serra ci mette la mano, ma non basta, l'ultimo tocco è proprio il suo.
Torna in campo Capitan Merella dopo qualche minuto in panchina. E noi approfittiamo per inquadrare lo striscione, il nuovo striscione dell'Enovi Sennori, in onore del nostro Nanni, sua frase celebre: ti voglio bene, noi vogliamo bene a questa splendida società. Esce Tola, rientra Merella. 4:38 da giocare. Saluti anche da chi ci segue dall'Iraq, davvero impressionante. 12 punti separano Sennori dall'Olimpia Olbia, o meglio separano l'Olimpia Olbia dall'Enovi Sennori. Sbaglia giri, tocco già dall'altra, rischia di cadere, perde l'equilibrio. Merella ovviamente in quel caso non può far altro che avventarsi sul pallone. Palla a 2 che rimane per l'Olimpia Cagliari, poi molto sportivo l'ex Dinamo Sassari, tra le tante squadre, cresciuto nel settore giovanile del Monterosello. Anche per non dire ormai sempre Capitan Merella, che ci piace tanto, ma è giusto dare lustro a quel che è stato il passato di questi splendidi giocatori. Tocco, palla in mano, vuole attaccare, scarica per Palazzi che è entrato nel match con Di Ciaula. Si muove bene il pallone in attacco cagliaritano, ma la difesa di Sennori è molto ben organizzata. Tripla di tabella sbagliata, Merella segue e controlla dopo un paio di tentativi. Ubalek con Palazzi che lo vuole limitare, si apre, Ubalek che riceve, poi si mette spalle a canestro, chiude il palleggio. Ubalek usa tutto il fisico, tutta l'intelligenza. Buona difesa in questo caso da parte di Palazzi, molto ruvido nei confronti del numero 40. Combatte Merella, Pili finisce fuori con la schiena. Rientra Roberto Di Lia, giocatore ex Cussassari, che quest'anno ha deciso di sposare il progetto dell'Olimpia Cagliari, progetto che si sta rivelando importante per la sua carriera, vista anche la partecipazione in Serie B interregionale. Ubalek, blocco per liberare Pisano che fa finta, poi si prende il tiro da 3, arriva l'errore. Pili orchestra nuovamente Luca Tocco. Di Ciaula, palleggio sul posto, non crea vantaggio, infatti la difesa di Sennori alla meglio. Merella, che palla per Verri che lascia lì per Cabras. Come l'orchestra di Sennori si muove benissimo la palla in transizione e dimostrano di conoscersi molto bene. Niente, quest'oggi amici a casa mi trovo impreparato, le azioni belle non riesco a dare effetto perché i giocatori si stanno superando. Anche nell'azione precedente, davvero unico il passaggio di Merella, poi bravissimo Verlic a leggere la situazione e servire Cabras che era in posizione migliore. 2 punti, il sesto, e che bello l'abbraccio fuori dalla nostra inquadratura davanti ai miei occhi tra Verlic e Merella. Grandi amici, hanno sognato da tanto tempo di giocare insieme. Il passaggio in precedenza di Merella dice tanto sulla visione del numero 12. Fallo fischiato a giri Ubalek. Bonus non ancora esaurito dalle 2 compagini.
Sotto per Pili, sbaglia, non fortunato in questo caso Sì, Muri. il numero 80. Poi Ubalek si rifugia in Cabras, Verlik sotto, grande palla e 2 punti, l'ottavo per Matteo Cabras. 41-25 più 16 Noviu Sennuri, e ogni possesso è un'opera d'arte in costruzione per i Tauri. Si combatte, Pugioni recupera il pallone, Sennuri che sembra averne di più, Merella per Verlik, la premiata ditta, altri due. Come si intendono i due giocatori, davvero fantastica la prestazione balistica di Sennuri in questi primi 2 quarti. Altra palla recuperata, Verlik è costretto a inseguire il pallone, lo ritrova e si appoggia al vetro proteggendosi col tabellone. 45-25 più 20. Altra palla recuperata, dietro schiena, Pugioni, showtime! Sennuri che sta viaggiando sul velluto. 47 per chi difende, 25 per chi attacca. Rottura prolungata per l'Olimpia Cagliari, prova a scuotere De Lia, sbaglia e quindi Verlik saggiamente decide di rallentare. 60 secondi alla fine di questo bellissimo secondo quarto. Verlik si vuole prendere la tripla, ci stava assolutamente, si è guadagnato tutto il rispetto dei suoi compagni nel corso di questo campionato. Ovviamente non c'era bisogno, vista la sua splendida carriera. Fallo antisportivo di Pili e Pugioni che può andare in lunetta. Eccolo qui Stefano con quel sorriso che lo contraddistingue. Vi ricordiamo, amici a casa, che da oggi Twitch mette a disposizione anche le storie e quindi potete, un po' come Instagram, vedrete le storie e potete cliccare sopra per vedere, ma ve lo faccio spiegare da Pappura. Sì, ci sono le storie normali come su Instagram, esattamente, però delle clip, quindi le clip le potete trovare anche come storie. E tra l'altro da oggi ci sono per qualche giorno i drop offerti da Twitch, cioè si abbonano, hanno la possibilità di ricevere da parte di Twitch dei premi per Crunchyroll, quindi se guardano tipo anime e coso, e non mi ricordo per che cos'altro, comunque li vedono lì sotto drop di Twitch. Queste sono tutte le novità che stiamo adottando quest'anno. Ovviamente le cam non c'è bisogno, rimandiamolo quel replay, perché no? Per accontentare il nostro Rich Slice. Jam from the window, questo è il titolo. Guardate, Merella sbatte al tabellone e Ubalek devasta il ferro alla veneranda età di 42 anni. Mamma mia signori. Durante l'intervallo vi lasceremo anche le statistiche in grafica per apprezzarle meglio. 23 punti tra le squadre, 26 secondi alla fine del secondo quarto. Spano con determinazione e caparbietà ne mette 2. I primi della sua partita, ma come è entrato in questa sfida? Parzialissimo di Sennuri, 50-25.
Corsi, primo ferro, rottura prolungatissima per l'Olimpia Cagliari. Sennuri vuole chiudere alla grande, Merella da 3 si alza, secondo ferro, finisce il secondo quarto. Sennuri 50, Olimpia Cagliari 25, e vi facciamo vedere anche il parziale di questa sfida. Fino a questo momento Sennuri, chiedo a Papura di supportarmi con la grafica. A quanto ammonta il parziale? Ecco qua, vedete la grafica. Non ti fa vedere, chiediamo a Papura, ti fa vedere quanti punti eravamo fino a quel momento? Dovrebbe essere un 20-0 minimo, anche di più. Un 20-0 messo in atto da Sennuri, che ha davvero indirizzato questa sfida. 25-0, no, bisogna guardare i verdi. Clicca qua. L'ultimo canestro dell'Olimpia Cagliari è stato il 25esimo punto, ovviamente. Con il nostro Papura che è perfetto, ma ha avuto un abbaglio, niente di che. Eravamo 28-25 e da lì 50-25, il che significa parziale aperto di 22-0. Parziale aperto di 22-0. No, è giusto come stavo dicendo. Eravamo 25-33. Questo è il minutaggio. Ah, ok, niente, ho dato la colpa a Papura, in realtà ho letto male io. L'ultimo, quando ha segnato il 25esimo punto, è vero, non so leggere i grafici, amici a casa, questa è una notizia. Comunque, possiamo andare in grafica nuovamente, se riusciamo, ecco qua, con un Papura che metterà il cursore per farvi vedere esattamente. 25esimo punto di Olimpia Cagliari, 33-25, da lì 50-25, parziale apertissimo che l'Olimpia Cagliari non ha ancora chiuso, a dir la verità, e noi prima di congedarci per giusto 5 minuti per rinfrescarci vi lasciamo le statistiche e le leggo rapidamente. Eccole qua le statistiche. Puggioni 6 punti, 2 su 3 dal campo, un rimbalzo anche per Stefano, 2 punti per Spano che ha avuto un ottimo impatto. Merella 8 punti, 4 su 6 dal campo. Verlik 9 punti, 4 su 6 anche lui dal campo, grandi percentuali. Tola ne ha messo 4 di punti, 2 per Pisano, 11 per Giri Ubalek. Guardiamo anche le percentuali di squadra. Cabras ne ha 8, 67.6 la percentuale di squadra per la Innovius Sennuri. Per quanto riguarda invece il tiro da 3, eccole qua, le vedete in grafica sulla vostra destra. Bellissimo, ecco qua, bellissimo. 22 punti nel pitturato, 33 punti dal quintetto base, 17 punti in uscita dalla panchina. Questo è un dato che sta sicuramente caratterizzando questa sfida. 15 rimbalzi, 7 assist, 3 palle perse, 80% da 2. Ci sono gli assist, sì, rispondiamo a Massimo Verlik. Se sotto la sezione rimbalzi, 7 assist di squadra. Guardiamo anche gli assist personali, perché sicuramente, Massimo, bisogna scorrere verso destra. Sono le statistiche, sono molto ricche. Ecco qua, bello, bellissimo quello che vedete in grafica. Sono 3 gli assist per Alessandro Verlik, che sta guidando la squadra. Forse ne manca anche uno. 4, chiediamo lumi a Massimo. Ah, ok. 7, giustamente, esatto, perché in grafica leggiamo 6, sono 7 totali. Grande prova di Alessandro Verlik in uscita dalla panchina. 11 punti per Ubalek, 20 di efficienza per il numero 40. Questione rimbalzi è tutta in quel di Praga, 8 per Ubalek. 5 minuti all'inizio del terzo quarto, ci prendiamo anche noi una brevissima pausa.
So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. E so già che mi cercherai ancora, perché so di buono. Olio Secchi, l'olio che sa. Vabbè, fatto sta che a Bologna tutti i playoff li ho fatti da lui praticamente. E se ha vinto il campionato è perché cucinavo io, mica perché... Sono d'accordo, è anche un eccellente cuoco. È cuoco, specialità di Anto, si può dire? Ma mi piaceva molto il risotto con la salsiccia che faceva, zafferano. Con queste mani qua. Ui. No, e lì a Bologna veramente ho fatto tutti i playoff praticamente da Marco. Sì, poi è tornato anche con me in macchina, ho preso una macchina in nave, non ti dico la roba che ci avevamo perché era una roba... Lui ha viaggiato con un ventilatore in mezzo alle gambe, niente, abbiamo preso la macchina, siamo tornati in Sardegna e via. Dopo che siamo stati una settimana in più a Bologna a festeggiare, che tornavamo tutti i giorni alle 6 del mattino ubriachi fradici, ovviamente, questa si può dire, non vedono l'ora che la stagione finisca. Poi a giugno, gara 3 di playoff, era a metà giugno, c'erano 50 gradi a Bologna, siamo rimasti una settimana in più lì, a far che cosa non si sa, però... A vagare. Sì, dovevamo festeggiare, quindi siamo stati lì, però ci siamo divertiti. Intervallo lungo ormai terminato, sicuramente
non sono stati aggiunti 2 assist di Alessandro Verlik, che è così a quota 5. Noi ci basiamo sulle statistiche prese direttamente dal nostro Paolo Marreu, molte volte non si aggiornano immediatamente, questo per ovviamente ha un valore, ma è di rilievo minore rispetto a quello che vi stiamo raccontando, ovvero una partita incredibile. 33-25, da lì parziale di 17-0 che fissa il punteggio sul 50-25. Merella, Pisano, Cabras, Tola e Ubalek, lo starting 5 confermato per il Tauri. Dall'altra parte stesso quintetto anche per Olimpia Cagliari, che ha iniziato il match. Pisano conquista il rimbalzo offensivo e alimenta per i suoi extra possesso. Combatte Ubalek che si sporca le mani. Tiro di Pisano, il rimbalzo questa volta è preda di Serra. Vediamo quale sarà la risposta dell'Olimpia Cagliari, che non trova il canestro veramente da un'eternità, non trova la realizzazione neanche in questo caso. Difesa senorese che è diventata sempre più rocciosa e ha rubato tanti palloni, tante deflection. Merella si alza da 3, primo ferro, poi tabellone e rimbalzo. Delia sotto le gambe. L'importanza dei punti nel pitturato, tanti canestri pesanti anche quest'oggi, perché quando tutto va bene entrano anche i tiri da 3, però sono già 24 i canestri nel pitturato, 12 canestri, 24 i punti. L'importanza, come detto, di realizzare nei pressi del ferro per una squadra così fisica come la Inovius Seniori. Ubalek che può tranquillamente ricoprire 3 spot dell'attacco, dalla posizione numero 3 fino alla posizione numero 5. Merella, spalla a canestro, si svita, secondo ferro, combatte, rimbalzo Cabras alla meglio, si appoggia, grazie al ferro. 2 punti. Per Matteo Cabras, che sale così in doppia cifra ed è il secondo giocatore a toccare la doppia cifra per la sua squadra. 11 per Ubalek, 10 per Cabras. Serra nuovamente a sfidare Ubalek, gancio sbagliato, non segna più l'Olimpia Cagliari, con coach Zucca che è impassibile in questo caso. Pisano, Tola rallenta, ovviamente prestissimo per giocare con il cronometro, ma Seniori deve continuare a fare il suo gioco e lo fa benissimo. Tola sino in fondo, era solo uno specchio per le allodole, perché poi ha azionato il suo motore. 2 punti. Delia per Pili, si prende il tiro su una gamba sola, si scuote l'Olimpia, non segnava da un'eternità, almeno 7 minuti di gioco senza trovare il fondo della retina, e Simone Pili paga la cauzione. Spingono Delia e Tocco, che ovviamente devono cercare di accelerare il ritmo. Serra contro Ubalek, realizza Mauro Serra. Avvia l'azione Pisano, chiama schema corna che prevede un blocco da parte di Cabras. Tola viene rallentato, grande palla per Cabras, sbaglia poi Ubalek, strappa il pallone dalle mani di Pili, va a guadagnarsi 2 tiri liberi.
E quindi Giri Ubalek in lunetta. Due su 2, 56-29. Merella, Ubalek. Tola accelera sino in fondo, altro fallo subito. Non sbaglia neanche Matteo Cabras a cronometro fermo. Tocco, blocco di Serra che poi rolla, il tiro è realizzato di pregevole fattura tecnica. Luca Tocco, meno 27 per l'Olimpia. Merella palla in mano, sfrutta il piede perno per aprirsi, poi scarica per Tola che va sotto da Cabras, gioca benissimo la in view, però poi non riesce a trovare i 2 punti. (33esimo punto per l'Olimpia, che comunque è rientrata meglio rispetto a come aveva concluso. Tiro di Ubalek viene sbagliato, palla termina fuori, cambio, entra Puggioni, arriva forse un time out, vediamo qual è la scelta. No, solo cambio. Senori che ovviamente non deve abbassare il ritmo. Olimpia Cagliari che cercherà in tutti i modi di rosicchiare qualche punticino, ci prova subito Di Ciaula ma sbaglia. Puggioni. Tripla tentata, sbagliata. Merella che si butta a rimbalzo ma così concede il contropiede. Per sua fortuna Terrosu non arpiona il pallone. Tola, spalle a canestro contro un cliente scomodo come Jacopo Corsi. Si apre e riceve Puggioni direttamente dalla rimessa, trova Ubalek che si prende il tiro da 3, anzi da 2 punti, aveva il piede sulla linea, però comunque gran canestro. 15esimo punto per Giri Ubalek, 60-33. Corsi si svita, gran canestro nonostante l'ottima difesa di Federico Tola che va per terra. C'è bisogno di pulire il parquet.
e fate pure 26 per i punti nel pitturato per la Innovius Sennori, che sale a quota 43 punti con il quintetto base, sta tirando con un bel 61% dal campo, fate pure 62, che è 61.9, arrotondiamo per eccesso, 22% da 3, 76.7 da 2 punti. Come si muove la sfera, Merella lascia lì un cioccolatino per Giri Ubalek ed è tornato anche Papura e si vede col nostro replay. Kossu, palla in mano, vuole servire Corsi, che questa volta è bravissimo a trovare l'angolo di passaggio giusto. Altri 2 per Serra, che è il miglior marcatore della sua squadra. Precedenza numero 69. Non si trattava di Kossu, come ha detto, ma di Scanu. Maglia numero 69 appunto per Alessandro Scanu. Esce Capitan Merella, che fino a questo momento ha prodotto la bellezza di 8 punti, 4 su 7 dal campo, 0 su 3 da 3 di conseguenza, 100% da 2 per lui, infallibile quando mette i piedi in aria. Un rimbalzo, 2 assist, 2 palle recuperate, plus minus di più 16 per Capitan Merella fino a questo momento. Pugioni in lunetta. Realizza il 64esimo punto dei suoi, 6-4 per chi difende, 3-7 per chi attacca. Sennori assolutamente in controllo, ma in questo sport non bisogna mai e poi mai allentare la pressione. 2 punti di Terrosu con Cabras, che si è distratto in questo caso dal lato debole, anche perché Sennori non sarebbe la stessa squadra se si dovesse rilassare, si snaturerebbe sicuramente. Pisano si muove, Verrick riceve, è pronto ad attaccare il nativo di Castelnuovo, finta, scarico sotto, ovviamente come suggerito da chi conosce bene Ale. Nativo di Castelnuovo usato impropriamente, nativo di Vigevano, perché Castelnuovo, un paesino soltanto tanti anni fa, come ci può raccontare il caro Massimo Verrick, si nasceva in casa, quindi il padre di Ale si può ritenere nativo di Castelnuovo, Alessandro Verrick, nativo di Vigevano, ma ovviamente tutti gli amici che ci seguono da Castelnuovo, dall'Iraq, da tutte le parti della Sardegna, davvero un piacere, con più di 300 spettatori live in simultanea. Tola prova una cosa impossibile e per poco non entra. Quest'oggi è la giornata davvero delle grandi giocate, perde palla a Chessa, gesto d'intesa con Verrick, che ha giocato con la maglia dell'Esperia. Serie A 2 per Alessandro Verrick, Serie B, Serie A 2 anche per Merella, e Merella che va a supportare il pubblico e a incitare il tifo. Ma che spettacolo, i tifosi di Gorizia. Eccoli qua, che non sono solo tifosi, ovviamente, sono anche giocatori con cui abbiamo combattuto lo scorso anno. Rappresentanza di questo tifo c'è Matteo Schina, capitano di una squadra di Serie A2, squadra di Torino, quest'anno anche prolungato per un altro anno il capitano Matteo Schina, in sua compagnia Andrea Schina, che ha giocato l'anno scorso, ricordiamo bene, Dinamo Gorizia, che è riuscita a salvarsi e a ottenere anche i play-in. E i tifosi di Gorizia incitano e invitano tutti ad alzarsi in piedi. Che spettacolo! Davvero, è unica questa atmosfera, non si può spiegare, non si può raccontare.
E Senori quest'oggi sta facendo sembrare semplice quello che semplice non è. 2 minuti da giocare in questo terzo quarto. Senori sul più 25. Puggioni, palla in mano. Questo terzo quarto è in perfetta parità e Cabras ripristina 2 punti di vantaggio. ...100 secondi e poi sarà quarto quarto. Corsi, ricezione sulle sue tracce Spano. Verrick, deflection importante di Alessandro Verrick, importantissime. Le mani veloci in difesa, sporcare i possessi ed essere sempre più granitici, e Senori l'ha fatto benissimo. Secondo quarto che fino a questo momento è il quarto decisivo, con un parziale di 29-4. 21 pari il primo quarto, 29-4 il secondo, 16-14 il terzo fino a questo momento. Ed è un parziale che la dice lunga su questa squadra. Puggioni, Spano aspetta il movimento dei suoi, Cabras va a vedere, Spano decide di prendersi la tripla. Questa volta il tiro è fuori misura, chiede scusa alla panchina ma preso con convinzione. Rischia di perdere il possesso Terrosu, che poi rallenta. Siamo negli ultimi 55 secondi. Terrosu sino in fondo, lascia lì per Serra. Gran giocata del duo Terrosu-Serra. Nuovo meno 25. Difesa zona dell'Olimpia Cagliari, prova a scombussolare le carte. Passaggio pigro di Puggioni, letto da Terrosu, che poi si prende la tripla, piedi a posto. È il suo campo! È il suo campo! È il suo campo! Che non metteva in campo un parziale la squadra di Roberto Zucca. Vediamo se riuscirà a dare continuità. Verrick va a subire fallo. Pressoché perfetto quest'oggi Alessandro Verrick. Sono 9 i punti per il numero 14 ex Calasetta, 4 su 6 dal campo, 1 su 2 da 3, 3 su 4 da 2, 5 assist e anche un rimbalzo e una palla recuperata. Dentro anche con il primo, e quindi è doppia cifra per Alessandro Verrick, che rimane fermo a quota 10. Fermo si fa per dire. Comunque prova importante di tutta la squadra realizza Scanu, che riporta i suoi comunque sul meno 21. Ha rosicchiato qualcosina in questo quarto. Puggioni, un secondo, Cabra si deve prendere il tiro allo scadere, non va, finisce il terzo quarto di gioco. Senori 67, Olimpia Cagliari 46. Questo quarto l'ha vinto l'Olimpia Cagliari per 21-17, anche grazie al parziale di 7-2 negli ultimi 2 minuti. Noi ringraziamo per la diretta odierna 2 nostri partner, Farmacia Santa Vittoria e Innoview Great Execution for Ideas, anzi, per essere precisi. Loro che ci tengono molto. Farmacia Santa Vittoria ugualmente una realtà fermata. Davvero grazie a tutti i nostri partner che collaborano con noi.
E qua sotto la nostra inquadratura, guardatelo, il capo ultra di Gorizia che va, come dire, a orchestrare la nostra curva. Bellissima immagine, che cuore, che spettacolo. Solo la pallacanestro regala queste emozioni. Io personalmente mi sono emozionato tanto, spero si sia visto in diretta quando abbiamo intervistato Ciro Braidot, Matteo Schina. Che emozione, che uomini, ancora prima di giocatori, sono davvero degli uomini fantastici, umanamente unici. Abbiamo battagliato in campo, si sono meritati la promozione in Serie B e sono qua con noi. Capitano Ciro Braidot, che si è anche ritirato quest'anno, carriera pazzesca la sua, che dire davvero. Ho finito gli aggettivi per i goriziani e anche per gli isontini. Vi dico solo grazie, vi voglio bene davvero dal profondo del nostro cuore. Iniziata l'ultima frazione, Senori che deve completare l'opera, non deve abbassare la guardia, e l'Olimpia Cagliari che ha un mordente importante, una squadra che non muore mai, non molla mai, ci prova corsi, va vicinissimo, forse al canestro più difficile dell'intera partita. Ubalek manda via tutti, palla in mano, eccolo qui il vostro playmaker di 2-11 che poi chiama la palla, la lascia a Pugioni, attacca Pugioni, scorribanda fino in fondo, palleggio di tiro, errore. Sino in fondo, capita Merella fino al capolinea, attenzione però, attenzione, Jacopo Corsi si fa male. Speriamo non si tratti di niente di grave, subito le mani al volto per lui, distorsiona la caviglia. Che peccato davvero, che peccato. In precedenza altra palla rubata, il mio Papura è un po' come il gobbo televisivo per me, perché mi aiuta ogni tanto quando guardo le statistiche. Qua ci sono delle bellissime scene, dovremmo mettere un telefono che riprende il backstage il prossimo anno. Esatto, l'aveva già pensato Papura infatti, per farvi vedere quello che passiamo diciamo durante la diretta, la telecronaca. E in questo caso Papura mi ha suggerito proprio che la palla rubata in precedenza è stata di Merella, ma sinceramente adesso c'è un momento delicato del match con Jacopo Corsi che si è girato la caviglia non poco, distorsione importante per lui, subito le mani al volto. Mentre salta, quando salta per andare a prendere chicco gira. Esatto, gli è mancato l'appoggio proprio, come si suol dire. Che bella immagine questa di Alessandro Verlic, Enrico Merella a rincuorare Jacopo Corsi. Ricordiamolo nuovamente, Jacopo Corsi, figlio di un allenatore. Applausi, solo applausi per Jacopo Corsi da parte di tutta la tifoseria. Bel gesto. E noi ci auguriamo, difficilmente tornerà in questa sfida, ma ci auguriamo di vederlo in campo mercoledì. Mercoledì, ore 8, via Pessagno, non mancate. Ovviamente, se non potete venire a Cagliari, ci siamo noi che ve la raccontiamo, come avete visto da questo replay. Si fa male proprio staccando da terra, distorsione. Esatto, si vede benissimo da questo replay. Gli manca l'appoggio nel momento in cui salta, mamma mia che dolore, davvero doloroso. E l'abbiamo passato quasi tutti nella pallacanestro. 69-46, 9 minuti alla fine. Chessa si prende il tiro, tripla importante e torna sul meno 20 la squadra cagliaritana allenata da coach Roberto Zucca, un coach giovane come Gabriele Piras, ma sono già due allenatori molto esperti. Merella, Senori che deve contrastare la difesa a zona dell'Olimpia Cagliari, vedremo un po' quale contromisura adatterà. Spano si fa vedere molto bene nei pressi del ferro, fuori per Pugioni, piedi a posto, Stefano Pugioni ci mette l'arco, il numero 5.
Scorribanda offensiva e 3 secondi fischiati a Serra. Per continuare la parentesi legata ai tifosi di Gorizia è Matteo Schina, che gioca con la Basket Torino, la Reale Mutua Basket Torino in Serie A2 Old Wild West. Ha rinnovato per un altro anno, capitano per 3 stagioni consecutive se non erro. Giocatore di questa squadra, capitano da quest'anno e sarà confermato capitano anche nella prossima stagione. Lui fratello di Andrea Schina ed è il capo della tifoseria, della delegazione di Gorizia, quindi non solo tifosi ma anche grandissimi giocatori. Andatelo a cercare. Matteo Schina, giocatore davvero forte, mi ricorda Enrico Merella, non ha mezzi atletici e fisici così prorompenti, ma con il cuore, con la tecnica arriva davvero dove gli altri non possono arrivare. Presente anche Andrea Colli, Bullara, Ciro Breidot già citato. Spero di non essermi dimenticato nessuno degli ex giocatori. Andrea Schina che ha giocato anche come Ciro Breidot quest'anno. Il lungo Franco nel mentre. E altro giro, altro tiro, altro regalo. Stefano Puggioni. E Senori che prova a mettere in ghiaccio questa sfida. Scorribanda di Spano, altri 2. Sì, Nuri. Piccola interruzione, scusateci amici a casa. Tocco dall'angolo. Penso che si sia bloccata proprio dopo la citazione alla Flavio Tranquillo. Puggioni ci ha regalato 2 perle, lui che è un giocatore di striscia. Spano, 6 minuti e 30, 77 per chi attacca, 52 per chi difende. Merella ovviamente non affretta le operazioni. Ora sì che mancano 6 secondi alla fine dell'azione. Puggioni, attenzione, palla in mano, è zona Puggioni, palleggia adesso e tiro. Fate pure 8 punti consecutivi. Che giocatore il numero 5. E quando ha quella faccia raramente sbaglia. Ci mette nuovamente il recupero Spano, che ha disputato e sta disputando una partita importantissima. Non è facile dopo praticamente pochissimi minuti nella serie precedente giocare così. Puggioni se ne prende un'altra. Showtime! Stefano Puggioni. E io direi illegale, come direbbe chi è qua a fianco a me. 11 punti consecutivi, 2 sicuri terzi in arrivo per Serra. Che spettacolo stefanino. Stefano Puggioni che fa sembrare semplice quello che è semplice non è assolutamente. È diventato così il miglior marcatore della sfida. 19° punto per Stefano Puggioni, 6 su 8 dal campo, ma soprattutto 4 su 4 da 3. Cabras 5:20, Senori che viaggia sul velluto. Matteo Cabras, che movimento da pivot d'altri tempi. Segna il punto numero 84, Senori sul più 29. E ogni possesso senorese è un'opera d'arte in costruzione, lo ripeto, perché è davvero fantastica la squadra di casa quest'oggi, spinta dal doppio pubblico, dal gemellaggio in difesa
granitica di Cabras. Dall'altra parte c'è già Verlik, si muove, riceve Puggioni, extra pass, nuovamente Puggioni, questa volta non se la prende, capisce che l'inerzia non è dalla sua e quindi Merella. Ultimi 10 secondi, nuovamente Cabras, sbaglia, si combatte, il possesso rimane alla line of view. Andiamo a guardare un po' la produzione di Matteo Cabras quest'oggi. Matteo Cabras 7 su 10 dal campo, tutti i canestri da 2, tutti nel pitturato. Lui è la vera chiave dei canestri dentro lo smile per la line of view Sennori. Verlik si prende un tiro da casa sua e Sennori vede il canestro grande come una vasca da bagno quest'oggi. Altra tripla. Settima tripla di serata per i Tauri su 18 tentativi, 40%, mamma mia. Luca Tocco vuole giocare sino alla fine, vuole giocare bene, lo fa! Tripla! Tripla da una parte e tripla dall'altra. Giocatori che stanno regalando un grande spettacolo, si stanno anche superando in certe situazioni. Vedi la schiacciata di Ubalek, vedi anche il canestro in precedenza di Alessandro Verk da 7 metri abbondanti, anche di più, fatte pure 8. E quando si sente in fiducia al numero 14 fa davvero delle cose super. Solo applausi per Stefano Puggioni, standing ovation per lui. Abbraccio bellissimo col suo coach, 19 punti, 11 consecutivi e ha messo in cassaforte la sfida. Tola, finta, Spano con determinazione si prende la tripla, secondo ferro, rimbalzo e preda di Serra. Terrosu vuole andare dall'altra parte, va sino in fondo Terrosu, grande gioco di gambe, il controllo del corpo ma poi sbaglia, quindi Tola senza affrettare ovviamente. E quindi 3 minuti e mezzo separano Sennori dal conquistare gara 1. Verk si prende un altro tiro, rimbalza la palla e poi il fallo è di Federico Tola che se ne accusa immediatamente. Ispiratissimi Tauri quest'oggi davvero, tutti quanti, qualsiasi giocatore che è entrato in campo ha dato il suo contributo. A partire dal quintetto, Capitan Merella subito sugli scudi, è stato lui a guidare la rimonta, perché comunque all'inizio l'Olimpia Cagliari è partita forte e sempre grazie al capitano che ha una responsabilità in più degli altri. E poi Ubalek, poi Federico Tola, Cabras, poi ovviamente chi è entrato alla panchina come Alessandro Verk, citato in più riprese, ma anche Federico Spano e Simone Piras che sono entrati bene, con la faccia giusta, con l'atteggiamento giusto. Punto numero 59 dell'Olimpia Cagliari. Spano attacca il recupero, lascia lì per Cabras che non si vuole fermare quest'oggi. Davvero un centro old style, il numero 13 che sta salendo di colpi in questi playoff e dimostra davvero di essere un giocatore importante per questa squadra. E curiosità, è la quarta finale consecutiva per Matteo Cabras.
curiosità data da una persona che lo conosce molto bene, ovvero il padre Oscar. È la quarta finale per lui e quindi non arrivano a caso certi canestri e certi atteggiamenti. È abituato a giocare queste partite. Vediamo anche un po' di statistiche di squadra per quanto riguarda l'Olimpia Cagliari, che ha realizzato 30 punti nel pitturato, punti subiti da palla persa Seniori 0 e Olimpia Cagliari, chiedo scusa, 7. Possiamo metterlo in grafica anche in piccolo, perché no, la prima parte, così vi potete apprezzare amici a casa anche queste statistiche, che so che gli amanti di questo sport attenti al dettaglio come i due già citati Massimo Verlic e Oscar Cabras apprezzano tantissimo. E questa è una chiave importante. Seniori 0 punti da palla persa, mentre 7 per l'Olimpia. Ultimi due di partita. Verlic 89-60 dietro schiena, qua legge tutto Terrosu, che va a subire fallo. Subito Tola che lo bracca per non farlo sbattere al muro, si va a sincerare immediatamente. Eccole qua, potete zoomare in alto a destra con le statistiche. Come detto, 38-30 punti nel pitturato, 2-0 soltanto punti da rimbalzo offensivo, 53 punti del quintetto base. Non ci sono quelli della squadra cagliaritana purtroppo. Ve le lasciamo in basso nel riquadrino, potete zoomare se volete apprezzare questo tipo di statistica. È dentro il libero di Terrosu. Diamo anche lustro a più di qualche tabellino personale dell'Olimpia Cagliari. Ancora Matteo Cabras, ancora un gancio. E se non è lui il nostro centro old school, chi lo è? Perché il nostro Giri è un centro atipico, può ricoprire tutti gli spot praticamente, come detto, dal 3 al 5. Matteo Cabras, infinito il numero 3, e sale a quota 18 punti. Vado a memoria, vediamo se sì, la grafica mi dà conferma. 19 Pugioni, 18 Matteo Cabras. Ci siamo persi l'azione precedente, forse palla persa. Apriamo il sondaggio per l'MVP. E oggi è difficile, amici a casa, oggi è veramente difficile. I candidati sono Stefano Pugioni, Matteo Cabras, Giri Ubalek, Alessandro Verlic ed Enrico Merella. Per quanto riguarda l'Olimpia ne abbiamo 11 di Luca Tocco, 21 di Mauro Serra, 10 di Jacopo Corsi, che purtroppo si è fatto male. Speriamo, davvero, speriamo che non sia niente di grave per il numero 20, che è un assoluto protagonista di questa squadra e lo vogliamo vedere in campo mercoledì. Alza la parabola Verlic. Fate pure 15 per Alessandro Verlic, ma come sono distribuiti questi punti? Veramente bellissimo. 19 Pugioni, 10 Merella, 18 Cabras, 15 Verlic, 17 Ubalek, 5 giocatori in doppia cifra. Sono proprio quelli che sono presenti nel sondaggio degli MVP. Ci sarà come al solito l'intervista a fine partita e io vi invito, amici di Seniori, perché la giornata di pallacanestro non è terminata. Alle ore 20 in quel di Porto Torres si giocherà la finale di promozione tra CMB Porto Torres e New Basket Ploaghe. Purtroppo i nostri tauri della promozione sono stati sconfitti di sole 3 lunghezze dal nostro Papura, che fa quel classico cenno, come dire,
dolce e amara la partita di ieri, più amara che dolce ovviamente, con Seniori che ha avuto un cuore incredibile, ha rimontato sotto anche di 17, siete riusciti a tornare in partita, Papu. Cosa è mancato? Abbiamo iniziato decisamente malino e quindi l'abbiamo pagato poi alla fine, poi ci siamo riusciti a rientrare di là, però non è bastato. Gabri Piras, il nostro coach, prova balistica nei primi 2 quarti paurosa, ha messo a referto, se non sbaglio, 4 o 5 triple. Simone Miseni 29 punti. E la finale. Simone è totalmente illegale. Dalla panchina, tra l'altro. Lui sempre alla panchina. Esatto, parliamo di sesti uomini alla Corsi e Verlich. Ce n'è anche una promozione davvero importante, Simone Miseni. Comunque, se volete seguire la partita, potete seguirla sui canali di Directa Sport tra un'ora e noi intervisteremo l'MVP tra una decina di minuti. Chiudiamo il sondaggio. In questo momento il cronometro va a 0, Sennori si aggiudica il primo atto di finale per 96 a 65 più 31. Sennori sugli scudi, vi diamo giusto le ultime statistiche. Il sondaggio è chiuso, ve lo possiamo svelare. Stefano Pugioni MVP, ma anche Cabras davvero non male, e tutta la squadra pazzesca, statistiche al volo. E poi, come sapete, io devo spostare il banner, quindi Quali vuoi queste? sì, statistiche generali, eccole qua, le mettiamo in grafica, anzi ve le lasciamo. Papura vi alternerà un po' di statistiche di squadra e un po' di statistiche generali. Io nel mentre vi saluto per il momento, ci rivedremo qua di fronte per le interviste del caso dell'MVP con Capitan Merella, che è lì con ampi gesti, e se non fraintendo il suo linguaggio del corpo sta dicendo testa a gara 2, amici, testa a gara 2, perché via Pessagno sarà una bolgia, l'Olimpia Cagliari sarà avrà veramente il dente avvelenato. E grazie a Papura per la regia e Nicola Bianchi per le immagini, ma non andatevene perché fra poco le interviste.
vi intrattengo un attimo io adesso nel mentre, così vi illustro anche queste statistiche mentre Fabri prepara per le interviste. Questo è il grafico di tiro della giornata di oggi nostro nel Sennori. Adesso vi farò vedere per i singoli giocatori. Grafico di Simone Piras, questo qui, un singolo canestro. Questo Federico Spano che ha segnato da sotto, sbagliando invece all'arco. Andiamo a vedere un grafico sicuramente più denso come quello di Matteo Cabras, che da sotto ha dominato oggi, ragazzi, dominato totalmente. Vediamo poi Chicco, che ma non ha segnato da fuori oggi. Scusate, vado a guardare un attimo il box score, so che vi appare di là. Non ha segnato da fuori. Mi ricordavo una bomba, a quanto pare, invece no. Ecco, sono apparsi tutti di nuovo però. Quindi Chicco che segna il 100% da 2. Avevamo già visto questa statistica durante una delle puntate di approfondimento infrasettimanali, dove appunto vedevamo che Chicco da 2 è totalmente illegale, mentre a percentuali più basse a 3 inspiegabilmente. Inspiegabilmente in realtà è molto spiegabile, anche perché comunque ha un buon volume di tiro e delle volte deve prendere dei tiri. Cioè guardate da dov'è questa X rossa, non sarà da quel cerchietto perché non me lo ricordo, ma era sicuramente dalla linea rossa, quindi comunque tiro impegnativo. Questa è la mappa di tiro di Alessandro Verli, che invece ha solo 3 errori, 2 su 4 dall'arco, anche prova incredibile di Alessandro. Federico Tola, costante questo tiro, lo stesso tiro allo scadere se vi ricordate, però 100% da sotto anche lui. Non so perché mi compare ogni volta. Ok, questo Piso oggi pochi tiri per Alessandro Pisano, invece anche lui segna da 2 tutto quello che tira, un canestro e basta, però segna. Andiamo a vedere 2 dei top scorer. Questo Giri Ubalek, totalmente dominante sotto le planche. E poi per ultimo, ma non per importanza, Stefano Puggioni, 4 su 4 da 3 punti, totalmente, come ha detto Fabrizio, illegale. Adesso vi faccio vedere un po' di clip di oggi, che quella schiacciata tanto so che vi è piaciuta. La rivediamo. Vi lascio anche il commento di Fabrizio sotto nella live. Non è possibile, 3 contro 1, la sbatta al tabellone Merella. Cosa abbiamo appena visto? Che giocata è Ubalek, che si fa assolutamente gasare dal pubblico di Gorizia. Totalmente insensato. Non serve commento per quello che abbiamo appena visto. 8 pari. E poi andiamoci a vedere un po' di Showtime. Altra palla recuperata. Passaggio dietro la schiena. Dietro schiena. Puggioni. Showtime. Che qua inizia a mettere Sennori che sta viaggiando sul velluto. 47 per chi difende, 25 per chi attacca. Rottura prolungata per l'Olimpia Cagliari, prova a scuotere De Lia, sbaglia e quindi Verri saggiamente ci vorrà ancora un po' per le interviste. Vi lascio con un piccolo spot dei nostri partner. So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. E so già che mi cercherai ancora. Perché so di buono. Olio Secchi, l'olio che sa.
Vabbè, fatto sta che a Bologna tutti i playoff li ho fatti da lui praticamente. E se ha vinto il campionato è perché cucinavo io, mica perché Sono d'accordo, è anche un eccellente cuoco. È cuoco, specialità di Anto, si può dire? Ma mi piaceva molto il risotto con la salsiccia che faceva, zafferano. Ragazzi, ci siamo con quasi. queste mani qua. In fase di montaggio siamo quasi pronti per le interviste. No, e lì a Bologna veramente abbiamo fatto tutti i playoff praticamente da Marco. Sì, poi è tornato anche con me in macchina, ha preso una macchina in nave. Non ti dico la roba che ci avevamo, perché era una roba. Lui ha viaggiato con un ventilatore in mezzo alle gambe. Niente, abbiamo preso la macchina, siamo tornati in Sardegna e via. Dopo che siamo stati una settimana in più a Bologna a festeggiare, che tornavamo tutti i giorni alle 6 del mattino ubriachi fradici, ovviamente. Questa si può dire, non vedono l'ora che la stagione finisca. Poi a giugno, gara 3 di playoff, era a metà giugno, c'erano 50 gradi a Bologna. Siamo rimasti una settimana in più lì. A far che cosa non si sa. Però... A vagare. Sì, dovevamo festeggiare, quindi siamo stati lì. Però si siamo divertiti. Questo è tutto il bello dopo il lavoro, diciamo, poi c'è tutta la situazione difensiva ed è assolutamente bello. Poi si chiude la scena, diciamo, sugli allenamenti l'estate. No, e lì, aspetta Fabio, chiudo al volo. Sì. Poi lì, tornando al discorso di guardare gli allenamenti, anche lì andavo praticamente a vedere tutti gli allenamenti della Virtus in preparazione ai playoff, che allenava Alessandro Ramalli, un altro super allenatore che penso abbia dato una grande mano a Marco nel percorso di crescita, perché non è scontato, ma a 22 anni essere il playmaker titolare di una società storica come la Virtus Bologna, che dopo la retrocessione punta subito a vincere il campionato, non è facile, e penso sia stato per lui una grande opportunità giocare tanto, ma giocare tanto per vincere, che poi alla fine sono le situazioni che ti formano di più, perché Marco ha giocato in squadre, non so, viene in mente Bari, che forse non sono ritirati a metà anno, in squadre che lottavano per i playoff, e la Virtus era una squadra che lottava per vincere, quindi ogni anno uno step in più. Gli allenamenti, dicevo, ricollegandomi a prima, gli allenamenti con Diale Ramagli Allora, ci siamo quasi, nel mentre ne approfitto per parte, quindi forse non ne approfitto. Volevo parlare del Crazy Ring, il torneo che sta per iniziare a Sennori, vi potrete iscrivere fino alla fine di giugno. Finirà poi in contemporanea con il torneo 3x3 classico che si svolge a Sennori il 23, 24 e 25 di luglio. Crazy Ring, che se riuscissi ad aprirvi il regolamento, datemi un secondo. Eccolo qua, questo è il regolamento, metto anche il post ed eccoci qua. Crazy Ring dal 27 maggio al 25 luglio, vi potrete iscrivere fino alla fine di giugno. Funzionerà in maniera abbastanza particolare rispetto ai classici tornei 3 contro 3 a cui siamo abituati, che cosa invece si svolgerà sempre, come ho detto prima, dal 23 al 25 luglio sempre a Sennori nel campo di giù classico, mentre questo sarà sopra dove c'è il chiosco, campo circolare, da questo anche il nome Crazy Ring, dove si partirà in 1 contro 1 per 2 minuti, poi 2 contro 2 per altri 3 minuti, da lì in poi un 3 contro 3 che si fermerà all'arrivo di 20 punti di una squadra o dopo 10 minuti di partita giocata.
inversione di campo, a quel punto iniziano altre regole pazze. I primi 3 tiri di ogni squadra saranno considerati doppi in caso di realizzazione, i punti ovviamente assegnati da ogni tiro, e gli ultimi 3 minuti succederà una cosa simile. Gli ultimi 3 minuti del secondo tempo si abiliterà la Crazy Zone, dove ogni canestro segnato da tale zona raddoppierà i punti segnati. La Crazy Zone che verrà estratta all'inizio della partita, all'inizio della giornata, valevole per tutte quante le partite della giornata, e potrà essere da 2 come da 3 come da 4, così come anche ai tiri liberi, che potrebbe essere molto impattante. Questo fattore molto fortuna, ma RNG che vale per tutti, perché tutti quanti dovranno appunto giocare con lo stesso, e varierà tra le varie giornate. Oltre a questo, l'unica altra cosa strana, l'unica direte, sono già 200, sono le carte che potrete trovare già sui nostri social, carte che si potranno giocare durante tutta la partita, tranne appunto nei minuti speciali, quindi gli ultimi 3 minuti e il momento di 1 contro 1 e 2 contro 2, i primi 5 minuti della partita, quindi, e che daranno la possibilità appunto di sfruttare dei vantaggi speciali, anche questi un po' random, perché una carta su 6 che verrà estratta da ogni in ogni partita da ogni squadra, una a testa, quindi 2 carte, e che potranno usare appunto per ottenere i vantaggi durante la partita. Niente, vi potete iscrivere preregistrandovi tramite il modulo che trovate sulla nostra pagina Instagram, altrimenti ci sono i contatti anche qua a schermo dei nostri numeri di telefono se ci volete chiedere maggiori informazioni, anche per quanto riguarda prezzi o premi. Trovate tutto sulla nostra pagina Instagram, vi aspettiamo numerosi, sarà una figata, ragazzi. E adesso si spera che il signor Fabrizio Cresci sia pronto, ma soprattutto non tanto lui, ma quanto la gente da intervistare, che purtroppo sparisce ogni tanto. Loro se ne vanno a fare la doccia, anche se sono avvisati eccetera, vanno subito via a parlare con qualcuno del pubblico, a farsi la doccia appunto. Fatto sta che ogni volta purtroppo voi dovete aspettare un po' per le interviste, ma so che lo fate volentieri, e se no si possono rivedere, quindi potete tranquillamente riguardarle poi più tardi senza problemi su il nostro canale Twitch nella sezione video. Lo vedo arrivare Stefanino Puggioni, l'MVP di oggi. Allora togliamo dalla grafica il Crazy Ring, a cui vi aspettiamo, e vi rimandiamo ai nostri canali social, Pallacanestro Senior sul mio profilo Pappura07 e su Centro Polisportivo Romangia. Arriva Fabrizio, lo vedete qua, ed eccolo, è pronto. Stefanino è ancora più pronto, visto quanto era caldo oggi. Lascio la parola al vostro Fabrizio Cresci. Magicamente la partita. Eccoci qua, ci siamo fatti attendere il nostro Stefano, partita pazzesca davvero. All'inizio l'Olimpia Cagliari è partita forte, però voi subito vi siete compattati bene.
guidati dal nostro capitano che subito ha messo in campo qualcosa di unico. Però vorrei partire da una cosa, forse è anche più facile giocare con questa tifoseria, no? Sì. È bellissimo giocare con tutti questi tifosi, anche non nostri, perché la Dinamo Gorizia è venuta a tifarci. Che non conoscevi ancora? Io non conoscevo, però avevo visto già dall'anno scorso. E niente, siamo partiti bene, abbiamo segnato, adesso testa a gara 2 e basta. Un dettaglio, giusto un dettaglio, quando entri in campo e segni i primi tiri e poi viene fuori quel tuo sorriso, quanto ti diverti? Te l'ho chiesto già tante volte, ma è una costante del tuo gioco. Nel mentre, prima della risposta, premio di MVP direttamente da Canonau di Sardegna, Cantina Sorres. È questa la tua chiave, divertirti, immagino. Sì, lo faccio io, tranquillo. Giocare col sorriso è quello che mi dicono tutti, anche perché quando gioco arrabbiato o svogliato non combino nulla, quindi sempre giocare col sorriso e poi se si sbaglia pazienza, se si segna bene. E speriamo di rivedere questo sorriso mercoledì ore 20 via Pessagno. Grazie Ste, goditi il premio, ma non prima di mercoledì. Questo nel caso mercoledì. Grazie a tutti, gara 1 è nostra, sempre forza Sennuri.